Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo e a questo punto buon inizio giugno. Iniziamo subito quindi questo mese con le ultime novità insieme alle stelle di Radio.0, i nostri 12 segni. Ariete, inizio giugno con qualche nuvola che appare all'orizzonte, portando a galla vecchie questioni familiari. Per dare risposte efficaci e risolutive imbrigliate l'irruenza. A parte una lieve carenza organizzativa che vi mette un po' in affanno, bene o male ve la caverete anche questa volta. Toro, un mercoledì positivo vi attende, sia per l'amore sia per le amicizie. È necessario però dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato vi ha saputo sostenere. Attenzione, riflettete e scegliete l'ambito che vi sembra prioritario oggi per un'azione incisiva favorita dalla luna. Gemelli, per voi in arrivo un segno convincente da parte di un partner finora un po' troppo distratto nei vostri confronti. Emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Una maggiore considerazione poi per le idee dei collaboratori, ascoltate bene, favorisce un'intesa più solida ed efficace. Provare per credere. Cancro, con la luna nel vostro cielo guadagnate oggi in sensibilità e intuito. Se siete poi alle prese con una questione spinosa, fate leva sulla dolcezza, sarà tutto più facile. Dovrete poi considerare delle proposte che comportano e comporteranno dei cambiamenti alla luce degli sviluppi futuri. Leone, passiamo a voi. Giove vi sorride oggi con leggiadria pure e vi indica il percorso migliore per ottenere riconoscimenti, attenzione e fare desiderati salti di qualità. Una presenza più attiva e premurosa invece nel rapporto di coppia vi eviterà gran parte dei contrasti e dei malumori. Anche qui provateci. Vergine, il quadro astrale odierno non si limita a darvi una mano nelle faccende domestiche facendo filare tutto liscio, ma pure vi fa il dono di un bel sorriso. Ottime notizie per affari, imprese e contatti vari. Non eccedete nelle spese, però attendete con fiducia. Bilancia, piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarvi, tanto più che avete accanto una persona affettuosa e sorridente. Cosa volere di più? È ora di fare i conti invece con aspettative, propositi e intenzioni, possibilmente con la massima sincerità. Scorpione, illuminato da una felice intuizione, un progetto accantonato fino a qui si ripropone in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Tranquilli. Con la dolce metà siete uno zuccherino, coronate un bel momento con un romantico, a dir poco, invito a cena. Sagittario, avete gli strumenti giusti ora per valutare con sano realismo le situazioni che non vanno e per cercare dall'altra parte, armati di santa pazienza, mi raccomando di trasformarle. A voi la scelta poi se ostacolare o favorire un cambiamento in amore, decisione impegnativa ma necessaria. Capricorno, potrete intervenire con successo in una questione di lavoro che sembra stagnante, purché non tradiate la fiducia di chi vi ha sostenuto fino a qui. Con un po' di tolleranza riuscirete pure a evitare che un malinteso sfoci in un vero e proprio battibecco. Acquario, inizio del mese che vi offre delle buone opportunità per dare libero corso all'estro e alla fantasia. Per una volta e solo questa potete sorvolare sugli aspetti pratici. Nella coppia invece potrete soddisfare il bisogno impellente di comunicare, chiarire e focalizzare i problemi. Fatelo in tranquillità. E chiudiamo anche oggi con i pesci. Creatività e programmi di largo respiro grazie a una luna sostenuta da Venere oggi. Tra calcoli e bilanci traducete e traducerete in realtà i vostri sogni. Pensate poi intensamente a un futuro a due. Chissà, magari vi metterete pure nell'ottica di comprare o affittare una casa, uno spazio, insomma tutto per voi. Ed è tutto quindi anche per oggi, per questo inizio giugno in compagnia delle stelle. Ci ritroviamo domani ancora con tutte le novità. Una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.